Rigenerazione urbana. La Regione Veneto il prossimo anno affronterà il nuovo piano casa. Sarà finalmente una legge strutturata e definitiva che non dovrà essere approvata di anno in anno. Quindi è importantissimo definire al suo interno bene le regole in modo tale che l'economia circolare, il tema dei crediti edilizi, il tema della rigenerazione urbana, il tema del suolo consumo zero diventino strategici e ben scritti in modo tale che possano essere usati dai cittadini, dai comuni e dalle imprese. Oggi la Confartigianato del Veneto ha presentato una ricerca che diventerà la base per tutta l'azione sindacale dei primi mesi del prossimo anno verso la Regione per far sì che la legge nuova regionale diventi il più affine e la migliore possibile per far sì che questo Veneto diventi meno brutto con l'abbattimento dei capannoni e delle case che sono abbandonati e si possa ricostruire o rigenerare o riutilizzare quello che non viene usato oggi per ambiti diversi. Le proposte vengono direttamente dai numeri e quindi avranno la forza di poter incidere anche nella fase di legislazione. Siamo con Federico Della Puppa di Smartland, la società che ha collaborato con la Confartigianato Imprese Veneto per fare questa seconda puntata sull'analisi della possibilità di riutilizzo dei capannoni o comunque del brutto che è costruito in Veneto. Avete fatto un'analisi sui crediti edilizi. Sì, l'esito è molto positivo perché in realtà questa legge, più che chiamarsi nuovo piano casa, si dovrebbe chiamare demolisci e ricostruisci. È una legge in qualche modo sblocca capannoni, li sblocca nel senso che rende economicamente vantaggioso demolire e ricostruire, spostando anche cubature in aree cosiddette di atterraggio e attivando quindi un meccanismo complessivo di riqualificazione del territorio, del suolo, della rinaturalizzazione di alcune aree e soprattutto della ricostruzione con meccanismi innovativi e anche con un'edilizia di maggiore qualità. Quindi tutti elementi positivi che anche dal punto di vista non solo residenziale come era sul piano casa ma anche non residenziale possono avere un forte impatto. L'altro elemento innovativo della legge è che anche gli edifici pubblici possono rientrare in questo meccanismo e ad oggi i comuni potrebbero guardare in futuro con una buona prospettiva anche dal punto di vista economico nella vendita dei propri crediti edilizi. Il lavoro non ha un fine a se stesso solo statistico, crea delle proposte che poi la Confartigianato del Veneto insieme a chi ha fatto la ricerca eccetera faranno delle concrete proposte per la modifica e gli adeguamenti della legge in modo che funzioni meglio. Uno di questi è che i crediti edilizi ad oggi non hanno funzionato. Non hanno funzionato perché sono stati utilizzati in pochi casi. In realtà la legge 11 del 2004 prevedeva la costituzione dei cosiddetti RECRED, cioè il registro dei crediti edilizi. Ad oggi neanche circa 199 comuni su 571 in Veneto hanno il registro online e di questo registro sostanzialmente solo 57 comuni hanno crediti registrati. I volumi registrati sono interessanti perché sono poco meno di 600.000 metri cubi, circa metà di ciò che è stato l'anno scorso l'impatto di metratura di ampliamenti richiesti dal piano casa. Quindi fondamentalmente è uno strumento a poco utilizzato, poco capito, ma è uno strumento che laddove è stato invece utilizzato e capito ha permesso ad esempio notevoli interventi molto interessanti dal punto di vista della ricomposizione anche pubblica di alcune aree, con demolizioni e ricostruzioni in altre aree. Diciamo che siamo all'inizio di una nuova fase, di una nuova era che è l'era della costruzione secondo i principi dell'economia circolare. Oggi si costruiva espandendo le città con piani urbanistici che progressivamente consumavano suolo. Da domani non si farà più così, da domani si investirà sul territorio già urbanizzato e già costruito e si potrà costruire e ampliare se da qualche parte sarà stato demolito qualcosa. Un meccanismo di vasi comunicanti che è estremamente positivo per il settore. Partite dalla ricerca l'anno scorso, sgrezzati dai 10.000 capannoni inutilizzati, 4.500 proprio da distruggere, avete ulteriormente affinato la ricerca, ce ne sono circa 1.700 in aree improprie da demolire. Questi generano delle cubature di crediti edilizi che sono molto importanti rispetto all'esistente, quindi si potrebbe partire da lì? Si potrebbe partire da lì perché si potrebbero generare circa 27 volte i crediti edilizi ad oggi esistenti, quindi per molti anni si avrebbe
sarebbe un buon compendio di crediti edilizi da utilizzare. Questo cosa significa? Significa che oggi si potrebbe pensare che quei 1760 capannoni oggi esistenti in zona impropria potrebbero essere demoliti, e se ne demolissimo uno al giorno per 5 anni ci sarebbe un mercato molto interessante che genererebbe fino a tra i 700 milioni e quasi il miliardo all'anno di investimenti. Paolo Bassani, presidente degli edili di Confartigianato Imprese Veneto, una ricerca fatta dalla Confartigianato per essere incisiva nella discussione che partirà il prossimo anno sul nuovo piano casa. Si parla tanto di crediti edilizi, gli artigiani ci sono immersi completamente, un po' come imprese e un po' per poter rilanciare il settore dal prossimo anno, perché a quanto pare non avete ancora agganciato la ripresa. Sì, non abbiamo ancora agganciato la ripresa, ma il meccanismo dei crediti e delle decostruzioni, possiamo dirlo, il nuovo regime di costruzione sarà demolire e ricostruire, sarà un nuovo mercato già esistente in parte in certi ambiti, in certe zone, ma diventerà molto importante per l'impresa che si adeguerà a questo. Anche la proposta commerciale dipenderà molto dall'impresa, che dovrà consigliare il proprio cliente solo ristrutturare o demolire e ricostruire, garantendo logicamente degli standard elevatissimi, rapportando l'edificio da demolire allo standard 2018-2019, quindi dando una garanzia molto ampia al nuovo acquirente e spendendo non molto di più della ristrutturazione classica o riqualificazione energetica classica, ma dando molta garanzia. Fino al 2021 abbiamo il credito d'imposta che ci aiuterà a convincere i clienti che sarà ancora più vantaggioso per loro demolire e ricostruire, perché comunque avranno il credito d'imposta o sisma bonus. Un Veneto più bello, quindi più lavoro, sembra quasi un sogno, però bisogna incidere dagli elementi che sono emersi dalla ricerca, bisogna incidere con la Regione perché alcune correzioni su quella legge vanno fatte. Certo, la prima correzione secondo me è quella di definire l'incongruità in maniera più ampia. Il disuso di un edificio e la mancanza d'uso di un edificio deve essere considerata incongruità a prescindere, perché solo così ci sarà la volontà e la possibilità di farlo diventare credito edilizio e quindi spostare il credito in un nuovo ambito, perché se lì non c'è più l'uso non ha più ragione d'esserci l'edificio, anzi è un carico urbanistico che deve essere tolto e deve essere spostato, e solo con l'incongruità d'uso si può fare questo. Si parlava anche di chiedere alla Regione di usare i fondi di rotazione per aiutare anche le demolizioni, perché è comunque un costo. Quando uno deve demolire un edificio per non usarlo più, ma vuole completamente demolirlo e non gli interessa il credito, allora la Regione potrebbe intervenire con un sussidio per demolizione, potrebbe essere chiamato anche così, ma in questo caso la cubatura va persa completamente. Il credito edilizio forse è più vantaggioso. E poi ci servono anche delle norme nazionali, nel senso che quando si abbattono dei capannoni bisogna poter riutilizzare quel materiale, non farlo diventare solo un inerte, e quindi bisogna che per le ricostruzioni nuove ci sia un obbligo di utilizzo. Certo, questo ci stiamo pensando molto noi di Confartigianato, il riutilizzo, ma non solo in loco, il riutilizzo dei materiali da demolizione non solo come sottofondi o comunque al pari del ghiaione, è una cosa molto importante, perché in altri paesi già lo si fa. Il recuperare quasi totalmente, anche al 70-80% il materiale demolito, perché diventi materia prima da costruzione, è una cosa molto importante e secondo me muoverà molti mercati nei prossimi anni, perché così si arriva alla circolarità perfetta dell'edificio. E per concludere c'è anche quindi un tema di conoscenza, di formazione e informazione. Qui bisogna che la Regione, la Confartigianato e tutti informino non solo gli operatori ma anche i cittadini e anche gli addetti dei comuni di quali sono le opportunità e come bisogna muoversi. Certamente, in primo luogo l'imprenditore che si pone in un mercato ora totalmente diverso del precedente, se è un po' portato e furbo, deve conoscere tutte queste cose che stanno succedendo. Poi ci dovranno essere gli uffici adatti e addetti a promuovere questo credito d'imposta e tutte le agevolazioni anche fiscali che ci sono ora. Solo con la diffusione dell'opportunità creeremo opportunità, altrimenti diventerà una cosa bellissima ma per pochi, perché uno se non lo sa come fa ad attuarlo.